Domanda è classica: da che ambiente familiare provieni? Diciamo che il mio ambiente familiare è estremamente composito per latitudini, lingue, culture e quant'altro, eccetera. La storia della mia famiglia è tutta una storia di doppi matrimoni, quindi di percorsi, diciamo, non tradizionali, di fratture, di ricomposizioni, che poi hanno arricchito la storia della mia famiglia di tantissime sfaccettature e angolature. Mia madre, ad esempio, è un'India salvadoregna, mio padre è friulano, è morto quando avevo 5 anni, mia madre si risposa con un pilota dell'aeronautica militare campano, ho una sorella salvadoregna e un fratello di Santa Maria Capovetere in provincia di Caserta. Dico questo perché la storia della mia famiglia mi ha insegnato, come dire, nel pentagramma naturale della vita e delle cose, ad accettare come naturali le cose che escono dalla normalità. E questo mi ha naturalmente predisposto poi, insomma, in tutta la mia vita a considerare la possibilità di leggere gli accadimenti e la storia e le persone da angolature diverse. La famiglia di mia madre è una famiglia in cui c'erano la sorella maggiore in modo particolare marxista. Questo era il termine con il quale si identificava la gioventù comunista negli anni, come dire, delle rivoluzioni del Centro America. Io mi chiamo Ferdinando Ernesto, il primo nome è una concessione friulana a mio padre, il secondo una concessione a mia madre, che ha avuto l'occasione di incontrare tramite sua sorella Ernesto Guevara, in quegli anni, che era passato per il Salvador e per alcune realtà. E quali fossero le opinioni di mio padre naturale è meno evidente, perché io vivo del racconto di mia madre, perché ricordo poco mio papà. L'unica cosa che so con certezza da parte di mia madre è che lui era un antifascista. Il mio secondo papà, che è la parte più ricca e interessante da quel punto di vista, come dicevo, è un eroe di guerra, un pilota dell'aeronautica, è stato partigiano nel Nonus Corpus, era un comunista convinto che ha convissuto, come dire, con due profili apparentemente diversi. Quello è stato un combattente per l'Italia, su due diversi versanti, ma sempre con dei solidi e forti principi morali. Tutta la sua vita è costellata da atti di, come dire, affermazione orgogliosa, no? Del suo credo, delle sue convinzioni, eccetera. Nell'ambito della mia famiglia credo di poter dire che il mio secondo papà è stato, come dire, la persona più formativa e l'elemento di appoggio per quella che sarebbe stata la mia militanza politica, decisamente più fecondo e maturo. Mio padre era un tipico emigrante friulano, partito dal Friuli all'età di 14 anni, dopo aver lavorato e girato soprattutto in Germania, parte per gli Stati Uniti. Negli Stati Uniti diventa un artigiano, un piccolo artigiano edile, un costruttore, e prima negli Stati Uniti e poi nell'America centrale, come dire, svolge il suo lavoro. E in quelle situazioni, lui ha lavorato in Salvador per diversi anni, che lui, a seguito di una terribile tragedia familiare, perché io ho scoperto poi di avere un fratello e una sorella che sono morti entrambi nel 1949 qui in Friuli, che erano figli di un precedente matrimonio di mio padre con una statunitense di origine montenegrina. E lui apprende con molto ritardo della morte quasi contemporanea dei due figli, quindi entra in una situazione di depressione verticale, gravissima. E conosce mia madre, che era molto più giovane di lui, mia madre aveva 22 anni. Mia madre si intenerisce dalla storia di quest'uomo che lei aveva preso dai racconti delle persone che lo conoscevano e, come dire, lo aiuta a uscire dalla depressione, si fa raccontare le storie riferite a un paese lontano di cui non conosceva, come dire, la storia e i termini,
e quindi, diciamo, sposa mia madre nel 1951, nasce mia sorella nel Salvador, poi mio padre decide di farmi nascere in Friuli. Mia madre era incinta, mi aspettava nel 1952, lì con una bugia che poi sarebbe stata, come dire, prometti a mia madre di venire a visitare il Friuli e poi sarebbe ritornato in Salvador con mia madre. Questa promessa non fu mantenuta. Lui rientra in Friuli, riprende le sue radici, si ancora al Friuli e quindi in quel periodo c'è una persona che recupera le sue radici e una che le perde. Mia madre non sarebbe più ritornata nel Salvador perché, come dire, si è ritrovata poi vedova con 2 bambini piccoli e quindi in una situazione parecchio complicata. Ha avuto la fortuna poi di incontrare, come dicevo, questo pilota dell'aeronautica che a sua volta veniva fuori da una vicenda decisamente, come dire, penosa dal suo punto di vista. Si era separato dalla moglie con 3 figli piccoli, insomma, no? E quindi, come dire, quando dicevo prima, la storia della mia famiglia è stata una storia di seconde chance, di possibilità di recuperare o di ricostruire quello che non era stato possibile o che non si era presentato in un certo modo. E quindi, come dire, queste storie si sono incrociate proprio esattamente in virtù di come la prima parte della storia di ciascuno di loro si era sviluppata. Mio padre è stato uno dei primissimi piloti dell'aeronautica militare quando, come dire, si è costituita in corpo autonomo. Lui aveva una passione per il volo talmente straordinaria da essere riuscito a falsificare i suoi documenti di identità per riuscire a partecipare al corso di formazione alla scuola di aeronautica a Caserta, e quando lui, per ragioni di età, perché i piloti dell'aeronautica lasciavano a un'età abbastanza giovane, se non ricordo male 45 anni, ogni volta che vedeva volare un aereo, e lui li ha pilotati tutti, dai Kanzeta, dai caccia, ai bombardieri e quant'altro, eccetera, l'elemento che lo ha tenuto insieme è stata una irrefrenabile passione per il volo. Lui è stato decorato con la medaglia d'oro di lunga navigazione aerea proprio per il numero esorbitante di, come dire, ore di pilotaggio che ha partecipato insieme con le truppe dell'ONU sia al presidio dell'ONU nella prima guerra civile in Libano che l'anno successivo nel tentativo di secessione del Katanga. E quando dicevo che era, insomma, questo me lo raccontò lui, e quando, come dire, arrivò alla convinzione che il ruolo dell'ONU non era neutrale in realtà in nessuno dei 2 teatri, lui si fece spedire dalla famiglia un numero del giornale L'Unità, che sbandierò in tutta la base aeronautica dell'ONU fino a quando non gli consigliarono di rientrare in Italia che in fondo era quello che voleva. Era legato sì al volo, ma aveva una concezione che poi mi ha sempre trasmesso. Dice: non siamo andati lì con il ruolo partecipavamo in realtà ad alcune cose e la cosa non l'ho ritenuta accettabile, quindi ho preferito uscire da quel gioco, insomma. E quali erano le opinioni politiche dei tuoi familiari? Si parlava spesso di politica. Mio padre, diciamo che inizialmente, come dire, aderiva al Partito Comunista, tendeva a difendere, come dire, le linee e le scelte del partito al quale aveva aderito fin da ragazzo. E nella mia famiglia l'argomento politica non è mai stato osteggiato, anzi è stato favorito. Io ricordo che mio padre, non condividendo magari le mie idee più estremistiche delle sue, eccetera, ha sempre, come dire, democraticamente accettato il confronto. Devo dire che in alcune situazioni sono riuscito io a convincerlo di alcune delle posizioni, ma sempre su un piano di dialettica e di apertura
non mi hanno mai fatto pesare in alcun modo la mia scelta di militare politicamente negli anni della rivolta studentesca, e quindi credo di dovere a loro un clima estremamente favorevole di crescita anche sul versante della politica. Ecco, in questo quadro come si è delineata la scelta delle scuole superiori rispetto anche al tuo specifico quadro familiare? Ma diciamo un po', fin da quando ero piccolo, quando era morto mio padre, avevo coltivato in me l'idea di diventare un medico, quasi con l'idea romantica di trovare la cura che mi aveva privato, no? La cui assenza aveva privato la vita di mio padre. Ma diciamo che la scelta vera delle scuole superiori è una scelta che io devo a mia madre. Io ho fatto le scuole elementari e le scuole medie giù al sud, perché avevamo raggiunto i luoghi di provenienza del mio secondo padre. Quando però abbiamo finito le medie, mia sorella ed io, mia madre ha pensato bene che bisognava cambiare contesto, e se io volevo fare degli studi seri come lei riteneva, era necessario ritornare nei luoghi di origine, e quindi ci siamo trasferiti dal sud, siamo venuti a Udine nel 66, e quindi la scelta del liceo classico Stellini era interna a questa scelta, voglio dire, di mia madre e alla mia prospettiva di studiare per diventare medico, insomma, no? Quindi credo di dover dire che mia madre è stato l'elemento che ha scelto. Qual era l'atmosfera, diciamo così, politica ma anche personale tra compagni di scuola in quegli anni? Credo di poter dire che di politica nella mia classe fossero non più di 3 o 4 persone che parlavano di ciò che succedeva nel mondo, di ciò che stava accadendo in Vietnam, dei conflitti vari che si aprivano, del movimento per la costituzione dell'università. L'ho detto più volte, se devo essere sincero, l'elemento che mi ha convinto in maniera determinante è stato vedere le giovani generazioni, mie coetanee o poco più adulte, che sceglievano di scendere in piazza per difendere l'idea di una università friulana. Vedere questi migliaia di ragazzi, insomma, manifestare alla luce del sole le loro convinzioni, eccetera, è stato un elemento di rottura per me importante. Di come fosse importante che collettivamente era possibile spostare come dire, gli orientamenti, le decisioni e quant'altro. Una sorta di ginnastica, non so come dire, un elemento di esercizio non solo intellettuale ma anche fisico, di presenza nelle piazze con lo strumento delle manifestazioni, eccetera, per palesare e dare corpo a delle idee. Il movimento per l'Università Friulana è stato, credo, il primo passo sul versante della partecipazione e della collettivizzazione del mio sentire, che ha dato una spinta importante poi per attrezzarmi all'appuntamento successivo, che è stato il 67, il 68 allo Stellini, che proprio per le ragioni che dicevo prima, al di là di come la pensava il gruppo docente, era, come dire, un setaccio importante di ciò che avveniva nel mondo. Insomma, c'era un livello medio di capacità intellettiva, di comprensione di ciò che succedeva, che, come dire, rappresentava un background importante per alcune cose. E quello è stato il primo passaggio. Però diciamo che inizialmente, sto parlando del 66-67, che sono gli anni del ginnasio, per me un nucleo molto ristretto di persone, osava parlare di politica e quant'altro. Nel 68 diventa invece un elemento di esplosione, da quel punto di vista c'era un coinvolgimento alle tematiche molto più vasto. La prima immagine che io ho dello Stellini, che è stato un elemento che mi ha fortemente, è stata la percezione di un diverso comportamento del corpo insegnanti nei confronti della provenienza sociale. La prima scena che io ho è una ragazza che scende da una limousine con l'autista, che scende, le apre la porta e la fa scendere. Un angelo biondo, una bellissima ragazza. Ma l'idea che nella mia scuola, nella scuola nella quale entrava un proletario sostanzialmente,
era un elemento di stridore particolarmente significativo. E credo che da quel punto di vista questo tipo di condizione abbia fatto una fotografia di, come dire, una situazione sfalsata. Un corpo insegnanti sostanzialmente vecchio e inadeguato. E una spinta sociale nei comportamenti, nei gusti, eccetera, che premeva per trovare in qualche modo dei filoni che consentissero delle riflessioni intorno. E devo dire che io, almeno nella mia sezione, ho avuto una classe di docenti decisamente imbarazzante, decisamente antidemocratica, molto impositiva, e dal punto di vista della qualità dell'insegnamento estremamente ripetitiva e poco interessante. Tranne qualche lodevolissima eccezione. Abbiamo avuto docenti, ad esempio, che poi sono diventati docenti all'Università di Trieste. In quel periodo erano, come dire, evidentemente precari, che transitavano, eccetera. Ecco, tranne qualche raggio di sole importante, devo dire che l'impressione media della qualità e della capacità del corpo docente di essere stimolante fu uno degli elementi che permise di come dire, cogliere con assoluta immediatezza una separazione fra una spinta giovanile per quanto scomposta e ma carica di elementi di spinta, e una capacità invece da parte del corpo docente di recepire questa situazione e in qualche modo, ecco, questo elemento l'ho vissuto come l'autoritarismo è stata la risposta, prima ancora che politica, l'elemento che mi ha convinto che alcune convinzioni che venivano maturando in me, insomma, fossero fondate. Ci trovavamo autenticamente di fronte a un clima plumbeo. Come dire, bisognava dire che la scolarizzazione di massa aveva aperto le scuole alla presenza di fasce sociali tradizionalmente orientate verso le scuole tecniche, eccetera. Quindi anche l'Ostellini, che era come dire, il fiore all'occhiello della borghesia bene udinese, si era aperto, e quindi c'era. Ma questa apertura non corrispondeva alla capacità come dire, dei docenti di essere utilmente, come dire, in grado di rappresentare una realtà più ricca e più sfaccettata di quella che avevano composto fino ad allora. Insomma. In quegli anni, nelle scuole, com'era il clima tra i giovani, i rapporti tra voi? La mia era l'ultima sezione dell'Ostellini, allora c'era la F, non era venuta ancora la G. E la F era, come dire, un misto mare, nel senso che aveva una provenienza marcatamente proletaria, perché i figli della borghesia bene affollavano le prime sezioni. Però era anche un contenitore nel quale finivano i pluribocciati, quelli provenienti da altre realtà, che magari erano figli della borghesia bene, però erano asimmetrici per una serie di ragioni. Quindi devo dire che il processo di integrazione fra le classi dentro la classe dell'Ostellini funzionò in maniera sorprendentemente positiva, perché trasmise, no, reciprocamente un livello di partecipazione alle scelte decisamente alto. Noi abbiamo avuto la prima espulsione dall'Ostellini di chi portava la minigonna, era in classe con me, figlie di primari dell'ospedale che non avevano superato gli esami sono finiti in quella sezione. Devo dire che le differenze di classe, per quanto evidenti nelle origini e quant'altro, diciamo nella vita comune si sono mescolate, non sono diventate un elemento di separazione insormontabile. Insomma. Negli anni della mia gioventù i campetti di basket erano un luogo di ritrovo straordinariamente affollato, insomma, no? E quindi l'abitudine di ritrovarsi dopo lo studio, a parte gli impegni di carattere sociale e politico che in quegli anni lì erano consistenti, c'era un buon livello di integrazione. Poi
è passata l'abitudine, ma chi ricorda quegli anni c'erano le feste organizzate soprattutto dalla parte femminile delle classi, che erano un momento di ritrovo, come dire, piacevolmente impegnativo. Praticamente tu hai poi cominciato a lavorare un po' da precario, no? Dopo aver finito lo Stellini. Diciamo, seguendo quel sogno infantile, mi iscrivo a medicina. E la prima cosa nella quale impatto è l'occupazione dell'Ateneo, della facoltà di medicina, con persone che avevo, tipo Massimo Bovenzi, che erano stati studenti allo Stellini qualche anno prima, che io avevo intravisto come l'anima adulta, voglio dire, no, dei movimenti di contestazione, e erano usciti dallo Stellini 2 o 3 anni prima, e li ritrovo lì ad organizzare questo. La cosa gustosa fu la discussione alla quale partecipai i primissimi giorni di questa, fra il professor Quadrifoglio, che era un militante del PDUP Manifesto, e i rappresentanti invece del movimento studentesco universitario. E ricordo Quadrifoglio che sosteneva la tesi che i compagni dovevano essere più ligi, più studiosi, più attenti e produrre di più degli altri, perché se no l'avremmo persa la battaglia. E quindi il ragionamento di essere più tene, perché insomma Quadrifoglio era noto per essere un killer agli esami, insomma, no? Filtrava poco. Questa discussione alla quale, come dire, presi parte, che trovai fondata, insomma, no? Da una parte c'era il tentativo di ammorbidire la questione, ma dall'altra c'erano, come dire, delle percezioni sulla necessità di utilizzare bene quegli anni in un certo modo. Diciamo questo, che i miei anni all'università per 4 anni circa si stiracchiano, perché io nel frattempo ero diventato una sorta di funzionario non retribuito delle formazioni nelle quali era per me un lavoro a tempo pieno. Allora si parlava di militanza perché era, come dire, quasi in maniera monastica un elemento di dedizione alla causa che non implicava e non prevedeva pause, insomma, no? E quindi per un'università e una facoltà come quella di medicina, ovviamente l'assenza di assiduità è un elemento che pagavi nel tempo per alcune robe. E sono arrivato poi a percepire l'enormità dei sacrifici che i miei genitori avevano fatto per mandarmi all'università e a rendermi conto che era utile invece chiudere quella storia, perché non era il mio destino, e almeno che non mettessi i miei genitori nelle condizioni di svenarmi per mantenere un sogno infantile, giovanile, che non aveva la possibilità di concretizzarsi. Quindi io scelsi di lasciare l'università e di andare a lavorare come precario, voglio dire, all'INAIL, in altri istituti o all'ACI, eccetera, insomma, no? per intraprendere una strada di impatto con la realtà che non fosse così tranquillizzante come un'università non frequentata con finalità di sbocco reale, insomma. Quindi io ho trascorso 4 anni, voglio dire, a Trieste, all'Università di Medicina, che devo confessare sono stati una parentesi per me non significativa, perché il baricentro della mia attività è rimasto Udine, e in una fase di impegno politico talmente totalizzante che insomma non era possibile altrimenti. Sottolineo questo aspetto qui perché, come dicevo prima, è importantissimo ricordare che noi a Udine non avevamo l'università e la condizione di studenti come me era una condizione diversa da quella che possono avere avuto gli analoghi triestini, con la possibilità di avere un centro di cultura e di sapere importante come lo è un'università, eccetera. Noi eravamo degli zingari da quel punto di vista, insomma, no? Tutto sommato, insomma, con un termine benevolo, ma insomma vivevamo un elemento di sradicamento, sia pure temporaneo, dalle nostre realtà dove vivevamo, dove si contrastava, dove si faceva politica, quant'altro, eccetera, insomma. Quindi per me, diciamo, l'università non è stata una parentesi formativa in termini particolari, è stata un
un elemento di transizione, un anello di passaggio, insomma, per altre cose. E credo onestamente di non dovergli attribuire un rilievo particolare. Mi è servita in termini di formazione, ma non ha avuto il significato che io immaginavo inizialmente dovesse avere. Che impatto hai avuto rispetto al 68? Come l'hai identificato? Qui a Udine c'è un aspetto che tendo a sottolineare spesso. Diversamente da altre realtà, il fenomeno 68 è a Udine un fenomeno soprattutto degli studenti medi. Gli universitari, che erano poi, come dire, i leader in nuce, insomma, no, di quelle che poi sarebbero state le formazioni dell'extra sinistra, erano numericamente pochi, provenivano da realtà diverse, qui a Udine prevalentemente credo dall'Università di Trento, ma diciamo il primo passaggio che segna come dire, dal movimento studentesco l'inizio di una politicizzazione più intensa e più radicata avviene nel fine 67 e inizi del 68. Le manifestazioni studentesche, lo Stellini fu una realtà che con la sorpresa di tutti partecipò in maniera estremamente ampia alle mobilitazioni. Infatti il ragionamento delle percezioni e delle valutazioni è che se il fenomeno era comprensibile nelle scuole tecniche come il Malignani, era del tutto incomprensibile in un bomboniera come lo Stellini, e invece quella bomboniera reagì in un altro modo, proprio perché evidentemente c'erano fermenti e voglie e spinte importanti. Io passo dal movimento studentesco, che era molto magmatico, non aveva un profilo organizzativo ben distinto al proprio interno, come dire, era un porto di mare, nel senso che alle discussioni partecipavano persone, intelligenze e culture di formazione anche molto diversa l'una dall'altra. Con l'inizio delle formazioni extraparlamentari, io ricordo che a Udine c'era il Partito Comunista Marxista-Leninista, che è stato il primo nucleo, diciamo, extraparlamentare, perché non aveva rappresentanza, eccetera, e che però aveva un'impronta molto ideologica, molto settaria, si usava questo termine. L'esperienza principale nella quale entrai immediatamente, io come dire, devo dire di aver preso parte ai nuclei fondativi di quasi tutte le più importanti formazioni della extra sinistra, sono entrato nel nucleo fondante di Lotta Continua nel 69. Nel 69 prende corpo l'idea di costituire il gruppo Lotta Continua dal livello nazionale, eccetera. E quindi, come dire, entro in una dimensione nella quale non solo la trattazione dei temi politici era più serrata e più marcata, ma nel quale cresceva un elemento di, come dire, identificazione, no? Di identità nel meccanismo, che, se devo essere sincero, è un elemento che mi ha attraversato solo in parte. Io anche lì, da quel punto di vista, io ho militato in Lotta Continua solamente 2 anni, il 69 e il 70. E alla fine del 70 ero, come dire, nelle condizioni di uscire da quella formazione e di costituire insieme con altri un gruppo che si chiamò inizialmente Unità Proletaria e poi divenne Avanguardia Operaia, voglio dire, no? La diramazione di quello che era il cuore politico milanese di alcune robe, e che poi mi ha seguito nella formazione di Democrazia Proletaria e dei Verdi Colomba. Ho sempre assecondato la mia militanza politica cercando di fare a meno di un elemento così fortemente identitario da non permettermi di capire quali erano i limiti. Quindi devo dire che ho seguito una mia idea politica, ma non sono stato, come dire, un fedele nelle mie scelte di militanza e di partecipazione. Nell'irruenza giovanile di alcune robe era come far parte della tifoseria di una squadra, e c'era quasi sempre uno strascico, come dire,
al quale io mi sono sempre opposto, perché poi nel gruppo dei compagni di quegli anni lì io sono ricordato come uno che concedeva tranquillamente di poter entrare e uscire, ma cercando di salvaguardare quello che era il rapporto amicale, l'elemento umano di trasmissione. Quindi per me non era importante, né lo vivevo come un tradimento che qualcuno scegliesse formazioni diverse nelle quali militare per alcuni versi. Quindi io ho mantenuto dei rapporti di profonda amicizia anche con compagni e con persone che hanno fatto delle scelte politiche molto diverse. Non sono mai arrivato a spendermi sul piano della identità, che poi è un elemento che mi è servito anche nel lavoro, anche nel sindacato, eccetera. Non sono un uomo bandiera, non mi piace vivermi come un uomo bandiera e cerco sempre, attraverso ovviamente i miei 5 sensi, di percepire qual è la dimensione nella quale rinvengo più elementi di collimanza e di adesione, insomma. Mi ricordo uno dei primi momenti quando ci fu l'invasione della Cecoslovacchia, c'era un'iniziativa allo Zanon, credo, dell'associazione Italia URSS, e noi andammo con degli striscioni per denunciare l'invasione della Cecoslovacchia e ci scontrammo col servizio d'ordine del Partito Comunista. E siccome li conoscevo perché eravamo amici, eccetera, questo rapporto di scontro fisico per alcune robe mi portò a chiedergli quali fossero le motivazioni così profonde che portavano a... Ed ebbi la conferma in qualche modo che il giudizio che veniva dato di noi era che eravamo pericolosamente instabili o non eravamo affidabili dal punto di vista delle cose serie. E per il tipo di attività, di impegno politico che io ho avuto e che ho dichiarato più volte, io sono stato un operatore del Movimento Democratico dei Soldati per qualche anno. E questo è stato un terreno di, come dire, di polemica e di scontro molto, molto duro con il Partito Comunista, perché il Partito Comunista aveva una concezione quasi sacrale dell'integrità dello Stato, della critica e quant'altro, eccetera. Diciamo che in quegli anni lì la condizione in grigio-verde dei giovani che venivano dalle scuole, dal fermento politico, dal 68, eccetera, era un impatto pesantissimo. Io ricordo di avere ciclostilato e distribuito volantini che parlavano di morti plurime durante, insomma, no? Si moriva con estrema facilità sotto la naia per le ragioni più serie ma anche per le più banali, e le condizioni di repressione, io l'ho detto perché insomma le cosiddette trame nere che avevano punti di appoggio molto forti e molto consistenti, devono sempre ricordare che 1/3 dell'esercito italiano era collocato in Friuli. E quindi alcune delle condizioni che venivano vissute dai nostri ragazzi nelle caserme ereditavano anche in larga misura alcuni intendimenti che facevano, voglio dire, dell'istinto militarista, della repressione, eccetera, una pratica quotidiana, molto, molto dura. Allora era sufficiente il cosiddetto sciopero del rancio, che consisteva nel non consumare il cibo che ti veniva consegnato e distribuito, ti sedevi semplicemente al tavolino, stavi e poi restituivi integro. Solo questo atto di disobbedienza era nelle condizioni di come dire, ricevere una condanna di diversi mesi al carcere di Peschiera. Quindi questo per dire quali sono le condizioni, quali erano le condizioni pesanti. Quello dei militari è stato ma evidente da quel punto di vista, insomma, lo Stato italiano era frutto della resistenza, frutto di, come dire, anche una disciplina militare, no? Da parte dei militanti del Partito Comunista, e il dovere fare i conti con il fatto che l'esercito e le forze armate dello Stato repubblicano non erano esattamente, per alcuni versi, eccetera, era un elemento difficile da digerire. Credo che questi aspetti, mentre sul versante della lotta studentesca c'è stato un atteggiamento più disponibile, più aperto, tutto sommato gli elementi di scontro erano dialettici, eccetera. Quando si interveniva invece in alcuni elementi che rimettevano in pesante discussione alcune
pilastri, no? di sostegno dello Stato, eccetera, lì la polemica è diventata più dura, più pesante, insomma. Poi, dunque, tu hai avuto una lunga esperienza nei proletari in divisa. Questa organizzazione era legata alla lotta continua o anche a altre organizzazioni? Qual è stata concretamente l'esperienza in Friuli, considerata la grande presenza di caserme, di militari? Diciamo, Proletari in divisa era l'organizzazione che in modo particolare Lotta Continua mise in piedi. E devo dire che fu la prima a intuire, insieme con il Partito Radicale, che però aveva una concezione più ampia di antimilitarismo su una serie di questioni, di quanto importante fosse intervenire su quel punto. Io ho seguito, come dire, per un paio d'anni l'attività di Proletari in divisa, poi però ho maturato una convinzione diversa da quella di Lotta Continua. Lotta Continua, è noto, era, come dire, una formazione antisistema, quindi tendeva a leggere la condizione dei proletari in divisa come un elemento di presenza da assicurare per evitare tentazioni golpiste, per, come dire, consentire uno schieramento democratico in caso di tentativi di sovvertimento, no, dell'ordine, eccetera. E, nel mio passaggio in Avanguardia Operaia si chiamava in termini diversi la formazione, così come si chiamava, come dire, in termini diversi l'intervento militare del PDUP Manifesto. Diciamo era più forte una sorta di impronta sindacale, non so come dire. Più che discutere di un uso antisistema o meno dell'esercito, era per me fondamentale garantire delle condizioni di vita nelle caserme che fossero accettabili. Quindi, come dire, la polemica in quegli anni fra le formazioni era sostanzialmente questo, che nasceva, senza dover andare troppo lontano, da parte di Lotta Continua la convinzione, l'idea anche per i proletari in divisa che avessimo imboccato una fase rivoluzionaria. Secondo una concezione, a mio avviso, un po' più equilibrata e un po' più saggia, eravamo ben lontani da una fase rivoluzionaria, quindi bisognava, come dire, come le Sacre Scritture insegnavano, in qualche modo muoversi perché ci fosse il massimo di espansione democratica possibile per arrivare poi a un cambiamento di alcune cose. Quindi su quel versante, che è un'attività che mi ha impiegato come dire, in due successive fasi, perché devo essere sincero che dal 72 al 75 io mi sono occupato del Circolo La Comune di Dario Fo. Organizzavamo spettacoli, iniziative teatrali, eccetera. Devo dirlo senza dovermene vergognare, che quel tipo di attività di carattere culturale era decisamente meno pericolosa di quella del seguire invece le attività dei proletari in divisa o delle formazioni, eccetera, che non si sono risparmiati di regalarmi qualche percossa violenta, voglio dire, nel corso degli anni. Ne ricordo una quando venne a Cervignano Amos Piazzi, che poi risultò essere stato l'organizzatore, insomma, della Rosa dei Venti e di quant'altro, eccetera. Apprendemmo che le gerarchie militari avevano preparato un ricevimento come Dio comanda, con l'argenteria, con le cose, eccetera, che era strano perché poi non era un ufficiale di alto grado Amos Piazzi. E quindi dalle controinformazioni interne il ragionamento era, come dire, l'anima golpista presente nelle nostre aree rendeva omaggio a chi aveva scelto alcune cose. E noi andammo a Cervignano, era la festa dell'unità, a distribuire un volantino che accusava Amos Piazzi di essere l'organizzatore della strage attraverso la Rosa dei Venti, eccetera, e naturalmente fummo impacchettati dalle forze dell'ordine da quel punto di vista e mandati in caserma. Voglio ricordare un episodio che fa riferimento ai proletari in divisa per dire come a volte
gli accadimenti cambiano il corso della storia e fanno leggere alcune... io ho partecipato a molte riunioni dei proletari in divisa nella sede del PSI in via Hermes di Colloredo. E erano i tempi di fortuna, era il legame con il Partito Radicale, la partecipazione alle marce antimilitariste. Il PSI di quegli anni lì, su un tema che era quello dei diritti civili, fu una sponda importante. Poi con Craxi e quant'altro sarebbe cambiata la storia, ma in quegli anni lì c'era una sensibilità estremamente positiva ad alcune tematiche e l'apertura, perché era importante, quando si trattavano determinate questioni, l'incontro e le riunioni con i militari, ad esempio, non le si poteva fare nei locali pubblici per una serie, o quant'altro, bisognava raggiungere un livello di riservatezza e quant'altro decisamente alto. Ecco, in quel caso lì mai il PC ci avrebbe ospitato riunioni dei proletari in divisa, il Partito Socialista lo fece generosamente più volte. Praticamente tu hai poi cominciato a lavorare un po' da precario, no? Dopo aver finito lo Stellini. Come è avvenuto il tuo passaggio, diciamo così, organico nel mondo sindacale? Io sostengo che in realtà il 68 in Friuli finisce con il 76. Il terremoto è un accadimento talmente importante che tutti i sogni, le aspettative, le attese e quant'altro devono fare i conti con un ospite decisamente ingombrante. Per i friulani il 76, prima ancora di Bologna 77, dei blindati nella capitale felsina, è il terremoto. Il terremoto mette me nella condizione di dover scegliere. Per quello dicevo prima, arrivi a un bivio e pensi cos'è che devo fare. Avevo già sperimentato prima e mi arriva un contatto strano e insperato. Nel 77, dopo gli accadimenti di Bologna, all'interno delle centrali sindacali, perché il 77 è tradizionalmente nella storia considerato come la fine del movimento, sostanzialmente, una parte del sindacato pensa che non tutti, ma una parte di quei giovani che avevano militato nelle organizzazioni, eccetera, erano da recuperare un impegno sociale. Quindi io stranamente avevo militato nella CGIL quando ero precario, quando ho lavorato un anno e mezzo, ero iscritto alla CGIL. E venni espulso dalla CGIL perché le posizioni nelle quali mi riconoscevo erano considerate incompatibili con la linea della CGIL, io come Augusto Casasola, come altri compagni e amici, con un elemento che vivemmo con grande offesa, perché poi insomma se ne parlerà, ma insomma io sono sempre stato profondamente convinto che l'uso della violenza fosse un elemento da respingere, fermamente, assolutamente. Il ricorso alla violenza e al linguaggio muscolare era una stupidaggine colossale. Però, come dire, venire accusato di essere, in quegli anni lì c'era la caccia alle streghe, insomma, chiunque l'ha vissuto lo sa, insomma, sbrigativamente chiunque militasse nelle formazioni dell'extra sinistra era sospettato di essere un fiancheggiatore delle Brigate Rosse, dei fenomeni, eccetera. Stupidaggine colossale, perché la chiave di lettura che io do del fenomeno, eccetera, è estremamente circoscritta. Cioè, coloro che parteciparono idealmente e concretamente alla ipotesi di scontro armato, eccetera, sono volumetricamente imparagonabili a quello che è stato il volume di decine, centinaia di migliaia di ragazzi che non si sono sporcati le mani e hanno lavorato, voglio dire, per una impronta e per un modello di vita diverso. Vengo contattato da un segretario nazionale della categoria delle costruzioni della UIL, il quale, scusate il linguaggio, ma esordisce dicendo così: sappiamo perfettamente che sei un testa di cazzo rivoluzionario e che sogni di ribaltare le cose, però quello che non sai è che di qui a qualche mese voi qui in Friuli avrete la Babele. Arriveranno 30.000 lavoratori di tutti i tipi, avrete il più grande, gigantesco cantiere a livello nazionale, verranno quasi tutte le imprese da tutte le angolature dello stivale e voi avrete una situazione densa di...
Quindi diceva, sapendo che cosa sei e non ti chiedo di cambiare, la sfida è: te la senti di servire il tuo paese, la tua comunità, per fare una scommessa di presidio civile, usò questo termine qui. E di fronte a una pizza neanche tanto buona, a dire il vero, credo di averci pensato 20 secondi e di avergli detto che sì. Insomma, e quindi io sono stato fin dalle prime battute un sindacalista della ricostruzione post-terremoto, insomma, no? Ero stato volontario nel 76 nell'area di Campolesi, Gemona, Le Tendopoli, eccetera, e mi giunse naturale immaginare che un impegno per poi la storia della ricostruzione si è fatta raccontare, per cui sembra che noi abbiamo avuto un esempio non ripetuto nella storia d'Italia di una buona amministrazione, per cui avevamo dei politici illuminati che hanno intuito. Io ho un'altra percezione, credo che noi siamo riusciti a farcela perché era molto forte un senso di partecipazione a una comunità positiva che ha consentito dal basso una reazione importante. Senza quell'ingrediente noi avremmo potuto avere i politici, che pure sono importanti, chiunque lo sa, nelle fasi delicate avere, come dire, calibri adeguati è importante. Però credo che l'elemento che ci ha resi vincenti in tutta quella vicenda lì è stata una testardaggine, una caparbietà e una rettitudine etica e morale, insomma, no? Di una comunità che ha consentito. Quando dicevo, io ho vissuto delle situazioni nella ricostruzione post-terremoto che era da Far West, nel quale nei cantieri c'erano, come dire, tassi di mortalità spaventosi, si lavorava nelle condizioni di sicurezza più precarie. Il compito nostro, per quello io ringrazio chiunque, come dire, abbia fatto parte di quel pezzo di storia, di un presidio di legalità nei posti di lavoro, correndo anche dei rischi, insomma, no? Io sono stato fronteggiato anche da coltelli sguainati, da mattoni lanciati, insomma, non era una situazione tranquilla. Però diciamo che in quegli anni lì la sfida che non mi ha fatto mai pentire, credo di avere impiegato utilmente i miei anni di militanza nel sindacato per una missione che valeva la pena. E soprattutto devo ringraziare il mio 68, se sono rimasto nel sindacato con una fortissima impronta di appartenenza sociale. Ho sempre immaginato che il mio lavoro nel sindacato dovesse tutelare le parti più esposte e indifese e non ho mai cambiato parere. Quando si sono posti elementi di contrasto, di contraddizione con la mia stessa organizzazione, che pure ho affrontato, insomma io l'ho detto in più occasioni, ho rischiato di essere commissariato non so quante volte, ma insomma ho sempre scelto, tenendo fede a quello che è stato, come dire, l'impronta etica e morale dei miei anni del 68, insomma, cerca di ricordare da che parte stare, questo era il ragionamento. Poi, come dire, le composizioni, le ragioni verranno, le tesi verranno, le soluzioni si affineranno, ma non lasciare quella parte lì per le stanze profumate nelle quali si può discutere con maggiore padronanza di linguaggio, ma la distanza aumenta rispetto alla base. Credo di poter dire, con tutta la banalità che può significare, di essere rimasto un basista. Devo confessare che nel mio lavoro frequente di sindacato io ho l'opportunità di parlare con persone che hanno un numero ragguardevole di anni eppure mi sembrano dei giovani, perché l'intensità e l'originalità con la quale vivono la propria dimensione come dire, è contagiosa, trasmette. Poi alla fine, al di là di ogni altra analisi politica, sociologica, eccetera, l'elemento che mi colpisce sempre è la capacità di uscire da sé e pensare agli altri. L'altruismo è una dimensione che marca, secondo me, in maniera più precisa di tanti altri contenuti, l'elemento vero per il quale per me, ad esempio, essere di sinistra significa avere una propensione nei confronti delle problematiche che riguardano gli altri che è importante. E in questo nucleo, come dire, semplice, semplicissimo,
Devo dire che ho sottoposto anche la mia crescita di elementi di riferimento, le mie letture, le coordinate, le ho sempre fatte riattraversare attraverso un nucleo elementare, primordiale, semplicissimo di contenuti. È stata una ginnastica non faticosa per me, perché, ripeto, un contenuto che ho già espresso, nel racconto a me sembra di vivere un presente dilatato. La dimensione del futuro e la dimensione del passato sono resi possibili dall'equilibrio e dalla possibilità fisica anche di far emergere o di prefigurare ciò che si desidera o ciò che si è vissuto, insomma. Ecco, rispetto a tutto quello che hai detto finora, dove pensi che il 68 abbia fallito propriamente? Correrò il rischio di essere manicheo e forse anche superficiale, ma come dire, io ho un'impronta che mi deriva dal modo che i latinoamericani hanno di raccontare le storie. Io credo che i percorsi e la qualità dei percorsi siano molto più importanti dei risultati e degli esiti. È vero, il 68 non ha raggiunto la rivoluzione, però basterebbe sovrapporre la situazione che c'era prima e quella che, per capire la vastità, la profondità, l'enormità dei cambiamenti che quel decennio ha nel modo di porsi rispetto alle cose, nel linguaggio che usiamo, eccetera. C'è una brutta abitudine che io contrasto, perché insomma tu hai partecipato alle 2 iniziative che abbiamo fatto come organizzazioni sindacali su quegli anni. Credo di poter dire di essere stato l'anima di quell'iniziativa, per una ragione molto semplice, che inizialmente mi era stata negata, era quella di immaginare una sorta di omaggio fatto di documenti, di fotografie, di volantini, a una stagione di impegno ragguardevole e importante. Una delle considerazioni che accompagnavano, se ricordi, era si è rivoluzionari da giovani e si è socialdemocratici da vecchi. In quegli anni è una cappa di piombo. La quantità e l'estensione degli elementi di conflitto ruvido su alcune cose erano molti. Nella mia famiglia si discuteva del rischio di conflitto atomico come di un elemento, come dire, all'ordine del giorno. Chi lo ricorda, ad esempio la guerra del Vietnam era ogni sacrosanto giorno, il delta del Mekong, le avanzate, le ritirate e quant'altro. Cioè c'era una cappa nella quale il conflitto fra le grandi superpotenze rendeva e moltiplicava gli stati, le percezioni e le condizioni, come dire. Alcuni elementi si spiegano proprio in questo vortice, in questa carica, come dire, degli accadimenti di quegli anni lì, che evidentemente, probabilmente in un contesto più disteso avrebbero avuto una trattazione più pacata e più razionale. Però in quegli anni lì, quel decennio che va dal 67-68 al 78-77, sono talmente carichi di accadimenti che è difficile spiegarli, anche storicamente. Bisogna averli vissuti per capire che, come dire, il contenitore non era nelle condizioni di comprendere tutto ciò che avveniva e quindi, come dire, le reazioni erano deformate e cariche di questi significati. C'era un'accezione guidata soprattutto dal Messaggero Veneto che tendeva ad attribuire la paternità di alcuni accadimenti all'esterno. Non so, c'erano, mi ricordo, viene Almirante nella città medaglia d'oro alla Resistenza, come dire, non potevamo accettare una cosa del genere, per cui ci mobilitammo per impedire che il comizio avvenisse. Però il Messaggero, quando trattò della questione, non prospettò l'idea che lì a protestare in maniera fossero dei friulani. Il ragionamento era che dalle targhe delle auto nel centro era evidente che dovevano essere persone venute dall'esterno per una serie di questioni. Cioè l'accezione era perbenista. Le contraddizioni, se c'erano, erano molto educate, se sfioravano invece
come dire, una asimmetricità erano importate, non potevano essere frutto di una situazione equilibrata e tutto sommato composta come quella. Però diciamo negli anni immediatamente, sto parlando fino al 72-73, diciamo la vicinanza del nucleo militante friulano ai rispettivi centri nazionali era decisamente forte. Insomma. Il rapporto tra la periferia di queste formazioni e i centri nazionali era un rapporto stretto e ricercato. C'era la convinzione, che poi in me si è stemperata, che, come dire, nel nucleo più denso ci fosse un modo di affrontare le contraddizioni più pronto e più, come dire, ampio. Dopo in me è subentrata l'idea che la periferia poteva essere invece una chiave di lettura delle contraddizioni, forse a volte anche meno scolastica e più produttiva. Diciamo che il paradosso è che, quando si diceva prima il centro e la periferia, io ricordo una enorme manifestazione studentesca degli studenti medi, credo non meno di 10.000 persone in piazza, cioè tutte le scuole svuotate. Gran parte di questi ragazzi venivano dalla periferia, venivano dai piccoli paesi, erano obbligati e costretti a viaggiare in pullman per ore e ore nel tragitto a casa, a studiare, come dire, seduti al posto nel pullman per tornare a casa. Insomma, era una vita sacrificata. Per loro l'idea di una storia diversa, di una risposta diversa, era anche il portato delle loro contraddizioni, dei problemi che vivevano ogni sacrosanto giorno. Da quel punto di vista emerse, come dire, per la prima volta il ragionamento che la periferia non era periferia, la periferia era centro in realtà, era il portato di problematiche e condizioni sociali che andavano lette con maggiore attenzione e sfrondandole dagli elementi di lettura superficiale per cogliere gli elementi della contraddizione. Perché in quegli anni lì per noi l'elemento vero era far esplodere le contraddizioni, non nasconderle, e quindi l'elemento di contrasto con la popolazione era che sembrava che qualsiasi cosa succedesse, e sicuramente una manifestazione di 10.000 studenti non è un elemento che passa inosservato, ma la reazione era quella di, se non ignorare, di non dare peso alla questione. Quindi noi abbiamo viaggiato per un lungo periodo di tempo in cui era come se ci fossero due collettivi, due comunità, una dormiente e in sopore e l'altra in un iperfermento di ricerche. Se devo fare appello alle mie memorie per alcune cose, tranne la parte organizzata, parlo dell'Ampi ad esempio, insomma, no? Che ospitò confronti con le formazioni, con il movimento studentesco, lo difese apertamente in alcune questioni. La dimensione collettiva, quella che esce dall'individuo e che compone nelle comunità, no? Il motore propulsivo per il cambiamento, eccetera, è una chiave di volta fondamentale. Dovessi in tutta onestà suggerire un ingrediente utile e opportuno per i giovani delle ultime generazioni, per far emergere e organizzare in qualche modo ciò che hanno in testa, è quella di fidarsi dei propri sensi. La mia è stata una storia di rotture. A un certo punto ho registrato una divaricazione fra chi cercava di insegnarmi delle cose e la mia capacità di percepirle. E credo che i giovani debbano recuperare molto la fiducia in se stessi. Non hanno hanno 2 chili, grosso modo, 2 chili di cervello esattamente come chiunque li abbia preceduti, non hanno delle facoltà sminuite. Io devo ringraziare il contesto storico nel quale, perché era talmente carico di avvenimenti che era difficile sfuggire, no? In qualche modo ignorare. Analogamente gli accadimenti sono parimenti ricchi, solo che i flussi di informazione propongono solamente una parte della realtà.
Ai ragazzi dico, se potete, cercate di arrivare alla fonte delle informazioni, delle notizie. Imparate a farvi un'idea vostra, senza dover subire, come dire, le pagelle, gli esami sul livello di maturità o di, come dire, compatibilità delle vostre idee, del vostro modo di pensare. Gli direi così, io ho già avuto incontri con ragazzi che mi chiedevano e ho detto loro in termini molto sinceri, non fidatevi neppure di me. Io cercherò di dirvi le cose più sincere possibili, ma voi non date mai per oro colato quello che ascoltate. Filtrate attraverso la vostra dimensione, la vostra esperienza, perché quella è la chiave in ogni caso più importante per sedimentare delle cose che per voi saranno importanti. E le domande finali sono quelle topiche, no? Che possono anche essere sganciate da 68. Un libro, un film, una canzone. Io sono stato un grande divoratore di libri, ma diciamo alle medie, che ero a Santa Maria Capovetere, c'era una biblioteca di circa 400 volumi. Io credo di averne letti gran parte. All'età di 11 anni impatto nella versione integrale di La Petite Fadette di George Sand. Devo confessare che per me è stato un libro che, come dire, mi forniva l'anello mancante. Io ho sempre avuto una propensione per l'aspetto fantastico delle cose. La storia di questa bambina, come dire, faceva surgere l'irregolarità e gli elementi di non conformismo come una condizione di grande profondità di pensiero. Tutta la storia racconta di questa bambina considerata una specie di strega, insomma, no? Avvezza a coltivare istinti esoterici, magici, eccetera. Per me quel libro è stato, come dire, un elemento che mi ha reso adulto, nel senso che mi ha dato una spiegazione, una chiave di interpretazione di un mio profondo bisogno, che era quello della fantasia, della capacità di immaginare, prefigurare, e quel libro, la Petite Fadette, mi dà una chiave che io ho considerato adulta. Poi, come dire, nel novero, nella classifica delle letture non sarà magari sicuramente il libro più importante, però mi ha segnato il passaggio. Dal punto di vista, io ammetto di essere un rocchettaro inguaribile, dal punto di vista musicale, racconto questo episodio, ascolto le radio inglesi e per la prima volta ascolto Jimi Hendrix. Siamo nel 1967. Devo confessare, anche se fa parte dell'aneddotica, di avere sentito un brivido lungo la schiena quando ho sentito quella sonorità e quant'altro, eccetera. C'era un negozio di articoli musicali in via Vittorio Veneto e io andai regolarmente per 15 giorni chiedendo, e poi sto parlando la canzone, era Foxy Lady. E gli ho rotto le scatole per 15 giorni di fila e non sapevano neppure chi fosse Jimi Hendrix e mi guardavano dicendo ma è sicuro di queste cose? Conservo ancora quel 45 giri perché per me fu una conquista. Allora, sulla base della storia che dicevo, io ho passato l'età dell'adolescenza e della pubertà giù a Napoli, dove il melodico napoletano imperava. E ne avevo le orecchie talmente piene che non vedevo l'ora. E quel contatto lì mi raccontò che c'era un'altra dimensione e mi ci sono buttato dentro anima e corpo, insomma. E devo dire che quel tipo di sonorità, quel tipo di musica, quel tipo di proposizione, a proposito degli elementi di sconvolgimento dell'ordine costituito, erano decisamente, come dire, accattivanti. L'ultimo riferimento, confesso che il film che mi ha coinvolto emotivamente di più è stato Stanley Kubrick con 2001 Odissea dello spazio. Leggo libri di fantascienza da quando avevo 8 anni, ho a casa una collezione di migliaia di volumi. Devo dire che da quel punto di vista, però, quel film lì è stato un'altra cosa. Quel film lì
Penso al Danubio Blu, la colonna sonora di accompagnamento, no? Della danza delle astronavi, eccetera. E filosoficamente, in maniera estremamente, come dire, sapiente e delicata, propone il rapporto fra l'uomo e la tecnologia. Quali sono i confini, quali sono gli elementi, come dire, di padronanza o di non padronanza degli elementi, eccetera. Un film estremamente raffinato che ha colto, secondo me, alcuni elementi di passaggio che continuo a rivedere ogni tanto e che sempre più considero un capolavoro che meritava di essere visto quando è uscito.